Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon lunedì, buon inizio settimana, oggi 25 maggio e siete pronti? Grazie! 225.676 volte grazie. Grazie, grazie, cresciamo sempre più in questo meraviglioso gruppo di Io Compro Siciliano. Devo dire che abbiamo iniziato questa bella mattinata già presentando i nostri post, avete un po' visto, oggi viaggiamo, iniziamo con questo appuntamento delle 12 e vi portiamo in due località molto belle, siamo in provincia di Messina, siamo esattamente a Falcone e a Floresta. Prima di presentare i nostri ospiti però mi piacerebbe un attimino dare il saluto a tutti quanti voi, come sempre ringraziarvi perché siete ormai circa 5.000 le aziende che hanno registrato i propri dati nel nostro form. Vi invito ancora, lo diciamo tutti i giorni, iscrivete la vostra azienda, la vostra realtà, sia se siete strutturati o no, compilate il nostro form e lo trovate proprio nella pagina in alto di Io Compro Siciliano e in questo modo entrerete anche voi con la vostra azienda a contribuire formando questo database che riguarda proprio tutti quanti noi, perché sapete lo scopo fondamentale è quello, lo diciamo sempre, di mettere in comunicazione la domanda e l'offerta e quindi le vostre aziende con i consumatori, ma ancora la realtà di Io Compro Siciliano ormai va dritta verso degli obiettivi ben precisi, che è la realizzazione del più grande database, del più grande marketplace, scusate, legato proprio alle eccellenze siciliane, questo per poter promuovere il Made in Sicily a livello nazionale e a livello internazionale. Poi ci stiamo impegnando insieme a tutti voi alla realizzazione del Sea Host, questo portale per il turismo, e ancora la Sicily City Pass, che è questa CAD sotto forma di app che permetterà a tutti i visitatori, a tutti i turisti di poter conoscere la nostra meravigliosa terra siciliana con agevolazioni, sono oltre 300 le agevolazioni che troverete per quello che riguarda i circuiti, per quello che riguarda agevolazioni a livello di circuiti museali, del territorio, del gusto, insomma portiamo avanti quello che ormai è un nostro stile di vita che condividiamo ogni giorno e mi piace anche parlare non solo di quelle che sono le aziende, non solo di quello che è il territorio, delle iniziative, la vostra partecipazione, ma devo dire anche per eccellenze si parla anche di arte e artisti. Abbiamo già avuto tanti artisti importanti che hanno dato il loro contributo proprio qualche giorno fa, abbiamo anche avuto ospite Rosario Terranova, Sergio Vespertino e anzi volevo proprio dire questo, visto che abbiamo avuto qualche inconveniente per il collegamento con Sergio Vespertino, conoscete, è un grandissimo attore di teatro e del cinema, lo riavremo questa settimana ospite, con lui anche il grande Maurizio Bologna, per cui due attori siciliani che vediamo sia in TV ma anche al cinema. E poi oggi è un'altra giornata dedicata all'arte, perché pensate, abbiamo nel pomeriggio, nell'appuntamento delle 18 con Francesco Caravello, abbiamo Roy Paci, veramente stiamo parlando di importante ambasciatore della musica siciliana nel mondo, tra l'altro ha realizzato proprio il 23 maggio questo bellissimo video e questo pomeriggio sarà ospite dal mitico Francesco Caravello.
E pensate, poi ieri invece, intervistando anche un po', anticipando gli ospiti di oggi, parlando con una dei due ospiti proprio di stamane, abbiamo scoperto essere la mamma, lei lo diceva anche un po' timidamente, ma essere la mamma di Fredde Palma. Questo per dire che Io Compro Siciliano è veramente un mondo dedicato alla Sicilia, ai suoi valori, veramente ad ognuno di noi. Poi, prima di aprire con il collegamento appunto da Messina con i nostri due ospiti, volevo anche dire questo. Spesso ci ritroviamo magari nei messaggi a leggere Katiuska, ma Katiuska che promuove il Made in Sicily sembra quasi. Io sono sicilianissima, e siccome noi diciamo sempre che poi è quello che dicono i tre fondatori di Io Compro Siciliano, Davide Morici, Giuseppe Giorgianni, Francesco Caravello, sono appunto gli ideatori di questa realtà, di questa meravigliosa realtà di Io Compro Siciliano. Loro dicono sempre: noi ci mettiamo la faccia e raccontiamo anche noi le nostre esperienze. Beh, il mio nome in realtà è un nome russo, mia mamma leggeva quando era in dolce attesa uno dei romanzi minori del Tolstoi e per cui protagonista era Katiuska, ha pensato bene di chiamarmi così, ma io sono sicilianissima, sono orgogliosa di essere siciliana e ormai da oltre 30 anni della mia vita professionale e artistica mi dedico interamente a poter promuovere questa nostra storia, che è la storia legata alla nostra meravigliosa Sicilia. Bene, noi siamo pronti, iniziamo questo lunedì e lo facciamo in collegamento con una grande artista, una scultrice conosciuta veramente in tutto il mondo. Pensate, molte delle sue opere sono anche presenti in molti musei d'Italia, ha vinto tanti premi, noi adesso la conosceremo. Lei si trova a Falcone, siamo in provincia di Messina, è una cittadina proprio della Sicilia orientale, situata sulla costa tirrenica. Il territorio è bellissimo, lei infatti dice io vivo nella bellezza perché abbiamo proprio lì vicino la riserva naturale dei laghetti di Marinello, che è un posto meraviglioso proprio sotto il santuario di Tindari, no? La Madonna Nera. C'è tra l'altro anche un turismo religioso molto bello ed importante, ma proprio in questa riserva ci sono 400 ettari di natura fantastica e c'è tra l'altro una cosa che poi ritorna anche un po' nelle opere della nostra ospite che sto per presentare. C'è una grotta che si chiama Grotta di Donna Villa. Questa grotta si dice fosse abitata da una maga, incantatrice, o forse una sirena, non si sa, che riusciva ad ammaliare con il suo canto i marinai e addirittura alcuni di questi scomparivano forse perché li mangiava. E poi ancora, oltre al mistero e alla bellezza del territorio, si pensi per esempio alle olie che sono proprio lì e si guarda Filicudi, Alicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano. Insomma, noi siamo veramente felici di iniziare la settimana con Mimma Nicolosi Palana. Lei è un'artista, è una scultrice, eccola qui, buongiorno, benvenuta. Ciao, ciao a tutti, sono onorata e felice di essere lì qui con voi. Ecco. Spero che mi sentiate perché prima non si sentiva tanto bene. Noi ti sentiamo bene, ti sentiamo bene. Chiedetemi pure. Allora, io vorrei partire. Io purtroppo la voce non la parlo voce lentamente. la sento bene purtroppo e mi permette di parlare serenamente. Parlo lentamente, così ti do la parola e io mi zittisco. Mimma Nicolosi Palana è un'artista siciliana, lei ha vissuto gran parte della sua vita a Torino, è ritornata da un anno in Sicilia, dedicando la sua vita, la sua arte, la sua accoglienza
il mondo, perché lei in realtà, trasferendosi nuovamente in Sicilia, ha voluto fare promozione del territorio. Promozione e accoglienza, perché lei riceve veramente ospiti che vengono da ogni parte del mondo, ma la cosa meravigliosa è che lei parte dalla bellezza del territorio anche per creare la sua arte e le sue sculture. Ascoltiamo te. Ok, ciao a tutti, e appunto dicevo che sono felice, onorata, e questo fa piacere, mi permette di raccontarvi un po' la mia storia. Io sono partita da questa bellissima isola che è la nostra Sicilia a 18 anni, sicuramente non perché non l'amassi, ma per il lavoro, come tutti. Dovevo trovare appunto una sistemazione per il mio lavoro, ma principalmente per un sogno che ho sempre curato, che era quello di diventare una scultrice. E in parallelo poi ho fatto le due cose, perché ho insegnato, ma ho anche fatto formazione, non ho fatto il liceo artistico, ma da autodidatta sono riuscita perché ci credevo, no? Perché l'avevo evidentemente, perché allora quando ero giovane mia madre non mi ha permesso di andare al liceo artistico perché era un posto molto pericoloso per noi donne, ahimè, ma ci sono arrivata lo stesso. Comunque ho fatto questo mio percorso, sono stata a Torino, mi sono formata, ho avuto molti incontri con artisti, ho fatto tantissime mostre, ho insegnato a plasmare a terra, così come la plasmo io, a trasferire gioia, bellezza nelle mani di tutti, no? Di chi aveva voglia di mettersi in gioco. E così, niente, alla fine, dopo tanti anni sono stata tantissimi anni a Torino, ma non sono scappata da Torino, io amo sempre quella città perché mi ha formata, ma ho dentro il mio cuore, avevo sempre questa mia terra che è la Sicilia. Infatti nelle mie sculture viene fuori la mia sicilianità. Se voi guardate le teste di moro che ci sono dietro le mie spalle, vedete che in effetti parlo sempre della Sicilia perché ce l'ho dentro. Evidentemente questi colori, questo calore, tutta questa bellezza viene fuori appunto il mio DNA perché sono siciliana, tant'è che a Torino mi dicevano sempre, e beh, tu non devi dirlo, si vede che sei siciliana, hai tutta questa passione per la tua terra, che ce la racconti, non devi neanche parlare, tu ci racconti la tua terra, che è piena di colori e di bellezza. E così, infatti. Comunque, volevo Senti, dire che Mimma, ti a Torino interrompo un io ho attimo. insegnato Mimma, mi senti? Ti interrompo un attimo perché mi piacerebbe innanzitutto portare i saluti di chi ci sta scrivendo, perché come sempre abbiamo i nostri amici numerosissimi. Amalia Lopinto, buongiorno. Patrizia Cellini, che è tra l'altro fra i nostri moderatori. Ciao Patti. Ciao Splendore, Fausta Intravaglia, ciao. attrice, ciao Fausta, wow che meraviglia, Solarità, Catiusca Falco, io compro siciliano, ancora Lidia Prestana, ciao Lidia, Monica Cello che è un'altra nostra moderatrice di Io compro siciliano, ciao Monica, ciao Paolo, ne approfitto Perfetto, anche ciao. per salutare gli altri. Elisabetta Date, anch'io sono orgogliosa di essere siciliana. Rosalba Cuzzonati, ciao Rosalba. Giuseppe Giorgianni, ciao Giuseppe. Che appunto abbiamo detto insieme a Davide Morici e Francesco Caravello essere gli ideatori di questo nuovo stile di vita che io compro siciliano. Ancora Rolando Ferracini, Francesco Caravello, eccolo qui. Ciao Ciccio, ho già anticipato l'appuntamento di questo pomeriggio, abbiamo tra l'altro il grande Roy Pace, quindi un grande appuntamento, mi raccomando, alle 18. Ancora Rolando saluta, Alessia Smile and Food, Alessia è un altro pilastro della nostra realtà di Io compro siciliano, perché lei tutti i sabato ha un suo programma che si chiama Io compro siciliano chef, e quindi la vediamo tutti i sabati alle 14:30. Grande Alessia. Bene,
Mimma, io chiamerei insieme a noi anche un altro ospite. Siamo sempre in provincia di Messina, siamo a Floresta, siamo a circa 1300 metri sopra il livello del mare. La stessa etimologia del toponimo Floresta sembra derivare proprio dal latino, che significa foresta. Effettivamente lo scenario è proprio questo. Fra i mestieri più antichi c'è un mestiere che era in realtà sino al 1600 molto forte, che era la lavorazione della pietra. Poi invece l'allevamento è diventato uno dei mestieri più antichi e più praticato. L'allevamento però finalizzato prevalentemente alla produzione di formaggi. La ricotta fresca, quella stagionata, quella infornata, ed un prodotto meraviglioso che è la provola florestana. Noi siamo nella salumeria storica, trattoria del Casale più alta di Sicilia, e abbiamo con noi Giuseppe Calabrese. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, saluto tutta l'organizzazione e tutti quanti ci seguono. Senti Giuseppe, Ciao. ecco qui, Mimma, adesso ritorno da te. Senti Giuseppe, io volevo, innanzitutto mi è piaciuto moltissimo tu ieri presentandomi la tua azienda, è come se io avessi già degustato questa provola florestana meravigliosa, adesso ci racconterai, ma io partirei dalla tua attività. Intanto dietro vedo già uno scenario meraviglioso, questo arco antico, questi formaggi. Tu sei punto di riferimento perché vengono da ogni parte della Sicilia, perché la tua non è un'attività normale, non è una comune salumeria. Tu in realtà in questo posto storico perché ti trovi nella parte bassa di un palazzo storico. Ci racconti? Certo, io intanto comincerei col dire che per quanti non conoscono Floresta è il paese più alto della Sicilia, si trova sui Nebrodi a 1275 metri e pertanto noi, essendo in piazza, la numerica più alta diciamo, per altitudine. Questa mia attività è un'attività che io ho ereditato quindi già da 2 generazioni, ed è un'attività che è iniziata con la vendita proprio di prodotti tipici. La tipicità principale, appunto, come ci ha anticipato, è la provola del Casale, che oggi ha raggiunto un livello di riconoscimento, che è la provola DOP dei Nebrodi. Oltre a questa attività noi abbiamo anche un'attività di accoglienza. Praticamente abbiamo un ristorante, trattoria e un hotel. Questo si trova appunto, come avevo detto, in piazza. È un palazzo storico del 1870 e quindi diciamo di proprietà dei più facoltosi di Floresta di quel tempo. Noi l'abbiamo rilevato e abbiamo appunto realizzato questo hotel ristorante, dove cercando di riprendere appunto come era la caratteristica del palazzo, quindi abbiamo mantenuto sia i dipinti storici che ci sono all'interno delle camere, sia la tipicità dei magazzini, che sono appunto diventati il deposito della nostra sala di stagionatura di formaggi e di rivendita di formaggi tipici. Tra l'altro Giuseppe, noi lo vediamo proprio dietro le tue spalle, no? Cioè notiamo proprio questo arco antico, che è caratteristico poi, perché poi tu proprio da lì, dalla tua salumeria antica, ci si sposta per poi appunto andare nella tua trattoria, dove sarà possibile degustare piatti tipici. Ma prima di sapere che piatti tipici preparate, mi hai risposto nuovamente, l'abbiamo persa, va bene, allora continuiamo. Senti, allora Giuseppe, tu hai questa trattoria dove è possibile degustare piatti tradizionali. Vuoi per esempio indicarcene qualcuno? Certo, diciamo che il menù tipico che serviamo nella trattoria inizia da un antipasto. L'antipasto che praticamente viene diversificato in 2 fasi. Una fase di antipasto freddo, diciamo, dove serviamo dei salumi tipici di prodotti qua a Floresta, di suino nero,
i formaggi e tutti i derivati dalla provola, tipo ricotta infornata, pecorino fresco, i vari sottoli che prepariamo noi. Poi passiamo a una fase di antipasti caldi, dove sono quelle cose tipiche, tipo il pane fritto, il formaggio fuso, poi la caponata, la parmigiana, e l'uovo ripieno, che è una cosa che ci contraddistingue, è un uovo particolare che viene appunto lavorato con un ripieno di caponata, impanato e fritto. Poi passiamo ai primi piatti. I primi piatti variano con la stagionalità. Nel periodo invernale in genere serviamo delle zuppe di legumi. Giuseppe, perdonami, fermati un attimo, fermiamoci un attimo al primo, anche perché devi capire, io ho bisogno di carburare, no? Cioè nel senso che sto già degustando tutti questi antipasti che mi hai elencato, fermiamoci un attimo, torniamo da Mimma e sono subito da te. Mimma, ci senti adesso? Ci senti? Non riesce a sentirci forse. Ci vede ma non ci sente. Io ero qui perché ti volevo fare degustare questi formaggi meravigliosi di Giuseppe Calabrese che troviamo a Floresta. Non riesco a farteli né degustare né tantomeno sentire. Quindi proviamo dalla regia a ripristinare nuovamente il collegamento con Mimma. Senti Giuseppe, allora abbiamo degustato questi antipasti meravigliosi, siamo arrivati, no, ti volevo fare una domanda, in questo uovo mi hai detto tu è un uovo ripieno particolare perché dentro c'è, mi dicevi? Viene assemblato assieme al tuorlo, si mischia con della caponata, poi viene ricomposto a mo' di uovo, impanato e fritto. E quindi al momento che uno lo va a mangiare sente diversi sapori, dalla melenzana alle olive, ai capperi, e quindi il sapore dell'uovo pure. Senti, passiamo ai primi. Tra i primi riesci a sentirmi Giuseppe? Ora sì, si era interrotto. Ok, dicevo, poi passiamo ai primi piatti. Ci sono piatti tradizionali che vi ricordo, appunto, per chi magari si fosse collegato solamente adesso, che siamo a Floresta, siamo nella salumeria più alta d'Italia. Siamo a 1000 di Sicilia, siamo a 1275 metri sul livello del mare. E siamo in questa trattoria, la trattoria del Casale, a degustare piatti tradizionali. Siamo arrivati ai primi. Giuseppe Calabrese. I primi variamo con la stagionalità. D'inverno serviamo in genere prevalentemente delle maltagliate con dei legumi di fagioli, cicerchia, ceci, comunque legumi in genere che vengono prodotti qua. Poi passiamo anche a dei maccheroni, che è un piatto molto ricercato, dei maccheroni con il sugo di suino nero, nonché anche con delle specialità dei maccheroni fatti con il pistacchio e la pancetta. Meraviglia, questi sono i piatti principali, diciamo. E noi questo è inutile. Appunto, non sento bene. Dicevo, è inutile dire che sono tutti i prodotti siciliani. Un altro piatto molto ricercato, e appunto dipende dalla stagionalità, e sono delle tagliatelle ai funghi porcini, e quelli giustamente, lavorando un prodotto fresco, dipende dalla stagione. Questa ora che ci approssimiamo, speriamo di avere un buon raccolto, così li serviamo. Mimma, ritorniamo un attimino. Giuseppe, torniamo da Mimma che vedo un attimino. Mimma, ci senti adesso? Meglio, prima non vi sentivo. Va bene, allora ti racconto brevemente. Ti sei persa, guarda, un menù fantastico che Giuseppe Calabrese ci ha fatto degustare già soltanto con la fantasia. Naturalmente stagionalità è importante, poi prodotti siciliani. Torniamo a Mimma. Mimma Nicolosi Palana è una grande artista. Mimma, per te hanno una particolare valenza le donne nelle tue opere. La donna è protagonista, le sirene sono protagoniste, i temi che tu affronti sono importanti. Vuoi parlarcene? Sì, allora le sirene sono la mia grande passione. Infatti questa casa
che tra l'altro prima non ho potuto dire, è la casa delle sirene, è la casa Art Vacanze, ma è la casa delle sirene, tanto che ho realizzato all'interno di casa mia una sirena, una cascata, no? In un basso rilievo, e poi nell'ingresso della mia casa, fuori sulla facciata c'è un'altra sirena. Poi ho fatto un grandissimo murales nel periodo purtroppo quarantena della pandemia, no? E allora mi sono detta, io devo fare qualche cosa, non riuscivo a stare ferma, e così ho realizzato anche questo bellissimo murales. Poi se verrete a trovarmi avrete piacere di fare il percorso insieme a me, e poi ho tantissime Assolutamente sirene, sì. tanto che anche addirittura anche una delle mie teste di Moro, che non so se vedete, eccola qui, questa, che è poi il mio logo, il mio simbolo, no? Che sono, è la trinacria. Invece Senti, che Mimma, avere i riesci a piedi, prenderla? Riesci a prenderla e portarla più vicino alla telecamera? Prendila, prendila, la porti più vicino a noi, così guardiamo questa opera la bellissima. telecamera. Riesci a prenderla? Vediamo un attimo. Aspetta, Lascia il telefono lì, lascia il telefono. guarda, Ah, ok. Guardate che meraviglia. Questa è l'opera bellissima. E tutte le altre teste, come vedi, sono sempre i vasi turchi che, oddio, si vede la mia mano, Vediamo, vediamo, vediamo. che rappresentano un po' questa bella terra, perché io, in effetti, è vero che sono stata a Torino, però io la Sicilia me la sono portata ovunque, in tutto il mondo, perché ovunque ho parlato, ma non ho neanche dovuto parlare, perché si capiva perfettamente che arrivavo da questa bella isola. Senti, Mimma. E allora questa casa io l'ho aperta da acquisti. Volevo dirti una cosa e poi arrivo subito da Giuseppe. Giuseppe, adesso sto arrivando nuovamente da te perché mi devi raccontare una cosa che mi raccontavi ieri sera quando eravamo al telefono. Senti, Mimma, volevo dire, le tue opere sono anche in tanti musei d'Italia, tu sei stata tante volte premiata, perché tu hai portato nuovamente vivo una tradizione che si era persa, che è quella legata al fischietto. Non riusciamo più a sentirla, forse. L'abbiamo persa. In effetti, il fischietto non si sente bene, però ho capito che è arrivato il fischietto e che in effetti ho qui vicino a me. E poi io faccio fischietti per amore. Per amore, perché io voglio che viva questo fischietto, perché è antico, è millenario, ha valenze simboliche molto forti, alla negatività. E lo dico solo io, chi realizza fischietti dice la stessa cosa. Mimma, al Louvre c'è un fischietto, penso che sia quello più antico della storia, se non sbaglio, giusto? È proprio al Louvre che c'è un fischietto che risale... Al Louvre è un fischietto che ha 5.000 anni, esatto. Vuol dire che il fischietto, questo giocattolo, tra l'altro è al Louvre ed è stato trovato in una tomba egizia. Che diciamo che è stato il primo strumento musicale ed è stato il primo giocattolo per bambini. Ecco perché io voglio che viva questo oggetto e ho questa responsabilità, questo devo farlo, non posso non e noi vivere. E senti, Mimma, sono moltissimi musei. Mimma, tu in realtà sei presente in tantissimi musei, anche a Santo Stefano di Camastra. C'è stata proprio una mostra fatta con dei fischietti che poi hai realizzato con dei ragazzi. Senti, ma Mimma, tu andiamo subito da Giuseppe. Tu ieri timidamente mi hai detto a chiusura della nostra conversazione, mi hai detto, sai Katiuska, ma io oltre ad avere questo amore per il nostro territorio, per l'arte scultorea, mi piace molto proprio poter parlare di tradizione. Tu sei la mamma di Fred De Palma. Ve l'hai detto così timidamente, cioè, ma stiamo parlando... Fred De Palma è un cantante. Stiamo parlando di... bene, ma non dovevo dire...
di un artistone, come? Palma, ma va bene, è carina questa cosa. Vabbè, mio figlio è cresciuto in un ambiente dove ha respirato sicuramente arte e piacere per la bellezza, quella che io in fondo ho cercato di trasferire a tutte le persone che mi stanno intorno. E, tra l'altro, quando lui provava, io la sera che due non dormivamo nella sua camera, io nella mia, lui per comporre le sue canzoni, le sue freestyle, e io per fare fischietti, e ci sentivamo, no? Ed era carina questa cosa. Lui ogni tanto usciva, mamma cosa hai fatto? Un altro fischietto. Comunque è bello, sì. Sai perché ho voluto dirlo? Perché mi è piaciuto molto ieri questa tua timidezza, la tua timidezza nel dirmi, sai, sono la mamma, quasi non volevi dirlo, ma la verità è che, come hai detto tu, poi è cresciuto nell'arte, no? Anche con questo gioco fatto tra voce, perché lui è un grande rapper, è il tuo fischietto, quindi questo elemento tradizionale, questo mi è piaciuto moltissimo. Senti Mimma, prima di salutarti, io sto tornando un attimo da Giuseppe Calabrese. Allora Giuseppe, io vedevo che tu lì parlavi, perché naturalmente noi abbiamo l'attività è anche aperta, io volevo proprio che tu ci dessi testimonianza. Questo weekend hai aperto l'attività sempre in grande sicurezza, e tu ieri mi hai detto, sai Katiuska, è stata veramente una grande magia riaprire l'attività, perché fortunatamente ci sono stati clienti e clienti rigorosi che hanno rispettato le regole. Ci vuoi raccontare un po'? Certo, intanto diciamo fortunatamente abbiamo riaperto anche la trattoria, oltre che la salumeria, che è sempre stata comunque aperta per dare un minimo di servizio. Sono cominciati ad arrivare gli avventori, che sono tipici delle passeggiate domenicali, dove si va a fare trekking, mountain bike, motociclette, tantissime, che vengono appunto per la bellezza del paesaggio, perché magari per chi non conosce questa parte della Sicilia, oltre ad essere 1275 metri, siamo, diciamo, in Sicilia detentori del patrimonio boschivo più grosso della Sicilia, dove ci sono querce, castagni, e quindi il paesaggio, oltre ad avere lo sfondo dell'Etna, perché nella nostra catena montuosa che ci circonda, sullo sfondo abbiamo di rimpetto proprio l'Etna, che appunto ci sovrasta. Diciamo che la meraviglia qual è stata? È stata quella di, oltre ad avere dei clienti, abbiamo avuto dei clienti ordinati, che si dica dei siciliani, comprate siciliano e avete molta stima dei siciliani, perché sono stati molto ordinati, hanno fatto la fila e si sono attenuti a tutte le regole che prevede appunto questa normativa anti-Covid. E di questo siamo stati veramente orgogliosi, perché tutta la giornata, diciamo, si è svolta in modo ordinato e corretto da parte sia nostra che dei clienti. Sì, senti Giuseppe, noi ne abbiamo parlato ieri, mi piacerebbe che tu dessi testimonianza anche a imprenditori come te, rispetto a quello che è questo nuovo periodo, no? Tu ieri mi dicevi, io con grande forza voglio chiaramente ripartire in tutta sicurezza, ma ancora di più con più entusiasmo, con più valore, no? Tu mi dicevi ieri questo, che in questo periodo... Diciamo in questo periodo, come tutti, abbiamo avuto quello scoramento, perché giustamente stando chiusi, avendo le limitazioni, diciamo che l'economia si è quasi azzerata, siamo arrivati proprio a zero. Poi qua in questi posti dove, diciamo, la mole di lavoro si sviluppa prettamente con il transito, quindi con la libertà di movimento, e un po' non pensavamo di avere questa ripresa. Effettivamente abbiamo avuto proprio questa prima domenica una ripresa che dignitosa dello sforzo che facciamo noi per l'accoglienza e per promuovere il nostro territorio. Anzi, io volevo cogliere un'occasione, se è possibile, per promuovere non solo la mia attività a Floresta, volevo dire qualcosa di Floresta. Floresta è un piccolo borgo, giusto? Però
io con appunto tutti gli operatori commerciali che ci sono a Floresta, perché ce ne siamo, rivenditori di formaggi, ristoratori, pur essendo un paese di 400 abitanti ci sono 5 ristoranti, ci sono 4 bar, ci sono tanti negozietti che vendono appunto formaggi, carni, salumi. Sì. Tutti noi assieme, negli anni, assieme all'amministrazione comunale che da un ventennio collabora con i commercianti, perché hanno appunto anche la politica ha capito che si deve sviluppare il turismo, abbiamo praticamente innovato alcune manifestazioni che giustamente quest'anno per questo problema del Covid e dell'assemblamento non si faranno, però volevo appunto pubblicizzare questo. A Floresta si svolge ogni anno a ottobre la manifestazione più grossa, una delle più grosse della Sicilia. Molti che ci ascoltano lo sanno, che è l'Ottobrando. L'Ottobrando dove si fanno 4-5 domeniche, secondo gli anni, quando sono 4 le domeniche o 5 a ottobre, con le varie tematiche. Abbiamo il fagiolino bianco a crucchetto, che è un prodotto autoctono di Floresta, la provola DOP del Casale, il suino nero, i funghi, e poi quando c'è anche la quinta domenica facciamo mele e castagne, che sono praticamente degli altri prodotti che ci danno una mano ottima in cucina per preparare dei primi piatti. E quindi questa è la manifestazione più grossa. Non sento. Giuseppe, allora c'è giustamente Mimma Nicolosi Palana che dice assolutamente bisogna andare, così come io penso che in questo momento ci sarà tutto il popolo e tutti gli amici che ci stanno seguendo che staranno pensando proprio di venire senza. Che faccio proprio a tutti i siciliani. A tutti e i siciliani noi lo facciamo perché quest'anno, vedi, Giuseppe, noi quest'anno ancora di più cercheremo di partire, anzi partiremo in viaggio per la nostra Sicilia, perché abbiamo tanto da vedere, tanto da raccontare, tanta storia, tanti prodotti, e quindi sicuramente sarà ancora di più un valore aggiunto, anzi un valore assoluto, quello di partire da noi. Io compro siciliano dice questo: partiamo da noi, tutti insieme. Permettetemi qualche saluto ancora. C'è Céline Alcala che dice: io sono francese in Sicilia da 5 anni e sono felicissima della vostra iniziativa. Un saluto a tutti. Il Faraone Palermo: buongiorno a tutti, cara Katiuska, che eleganza, un abbraccio, grazie, grazie caro. Alessia Smile and Food: le provole dei Nebrodi sono tra le cose più buone del mondo. Quando si arriva in piazza si vedono tutte queste provole appese ad asciugare e comincia a venirti l'acquolina in bocca. Poi i panini con il salame e la provola sono un vero e proprio delirio. Io e la mia famiglia li conosciamo molto bene. Ciao Alessia. Patrizia Boccetti, buongiorno. Floresta è meravigliosa anche con la neve in primavera e in estate, perfetta meta turismo destagionalizzato. Ancora Vera Giorgiani, ciao grande Vera. Ciao Mimma, saluti a Mimma da parte di Vera Giorgiani. E ancora Giuseppina Munnia o Munnia, ciao Mimma. Ciao, grazie, ciao. Bene, io a questo punto siamo arrivati a chiusura del nostro appuntamento. Volevo dire a Mimma Nicolosi Palana, grande artista, grande scultrice, grande donna, grazie per il tuo contributo che dai quotidianamente alla Sicilia. A Giuseppe Calabrese dico grazie a voi, perché dai la possibilità di poter degustare la fragranza della Sicilia, quindi grazie, ma adesso dovete avvicinarvi alla camera. Vieni Giuseppe, vieni avanti, vieni, avvicinati. Ok. Mimma, ci sei? Io termino ogni appuntamento in questo modo. Vi do appuntamento alle 18 perché oggi c'è un puntatone con Francesco Caravello, perché abbiamo Roy Paci questo pomeriggio alle 18. Ma io con i miei 2 ospiti concludo così. Io compro siciliano.
Io compro siciliano. Io compro E siciliano. io vivo in questa bella isola, non potrei che non comprare siciliano. Viva la Sicilia, viva noi! Ciao Giuseppe, Ok. ciao Mimma! Ciao, viva Ciao, la a Sicilia, domani! grazie, Viva grazie. questa cosa isola, viva tutti! Ciao!